Purtroppo ogni tanto arrivano minacce, arrivano insulti, ho la delega all'ambiente oltre che alla protezione civile, quindi non sempre è possibile accontentare tutti, lo sappiamo anche leggendo i social, spesso i toni si accendono, ma ovviamente quando ci sono argomenti particolarmente delicati come la gestione dei rifiuti, io le denunce le sporgo. La conferma era arrivata dallo stesso Bottaccin in un post diffuso poco prima del consueto punto stampa a Marghera, da cui diversi messaggi di solidarietà nel giorno in cui il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha affermato che gli atti intimidatori contro gli amministratori locali costituiscono una tematica attuale di estrema delicatezza, specie in questa fase di emergenza Covid, ma il Covid qui c'entrerebbe poco, sullo sfondo piuttosto una vicenda di rifiuti, come suggerisce l'assessore, è già denunciata qualche tempo fa quando a casa gli fu recapitato un messaggio con scritto "sei morto". Diciamo che il tema ambientale si presta spesso a strumentalizzazioni e poi c'è a volte una chiamata di popolo che è chiamato da chi strumentalizza alcuni argomenti, magari in maniera inconsapevole, e poi si scatenano anche atteggiamenti piuttosto ostili. Oggi sono andato a dare alcune informazioni ai carabinieri di cui necessitavano, nulla di più. Bottaccin però va avanti per la sua strada. In passato minacce non erano mancate quando era presidente della provincia di Belluno. Minacce le avevo ricevute anche piuttosto pesanti quando ero presidente della provincia, fra l'altro lì erano state prese provvedimenti anche di protezione piuttosto spinti, per cui se non mi sono fatto intimorire fino adesso penso che non succederà neanche da qui in avanti.